Buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, c'è un'ampia pagina di cronaca nella prima parte della nostra prima edizione, poi nella seconda parte avremo ospite con noi anche Lucio Zanato per parlarci del talk show Agricoltura di Sera che va in onda con la sua prima puntata questa sera alle 21 ogni mercoledì sera, ma avremo modo di parlarne più tardi. Dicevamo un'ampia pagina di cronaca perché vi racconteremo di un assalto con una ruspa a una azienda orafa di Camisano Vicentino avvenuto nella notte con il muro sfondato e i banditi che in fuga con i gioielli. Vi parleremo di una truffa, l'ennesima ai danni di anziani, una coppia di novantenni derubata di 40.000 euro. Vi parleremo di un violento pestaggio tra giovanissimi, l'ennesimo, questa volta in un campetto di calcio nella Marca trevigiana. C'è anche l'ultima ora di una donna morta nell'incendio di un appartamento ad Arzignano, intossicata dal fumo. Questa ed altre davvero notizie di cronaca in primo piano, ma non possiamo non ripartire da Negrar. Ieri sera a Ring i nostri inviati Nancy Galdi e Renzo Rigon ci raccontavano in diretta gli ultimi aggiornamenti sulla terribile vicenda dell'esplosione della palazzina di 3 piani letteralmente crollata per una fuga di gas con una vittima e 3 feriti. Allora ripartiamo da qui, ripartiamo da quelle immagini, la fuga di gas, il boato, l'esplosione e una tragedia che sconvolge l'intera comunità. Nella palazzina sventrata a Negrar perde la vita il 68enne Bruno Savoia, vivi per miracolo letteralmente la moglie, il figlio e il cognato. Mi dispiace, è stata una cosa terribile anche per la famiglia che conoscevo bene. Vai. Occhio qua su. Preso qua. Una tragedia grandissima, guardi, che non ci aspettavamo. Marisa ancora non riesce a crederci, come tutti, a Prun di Negrar. Il buio della sera è squarciato dalle luci dei mezzi dei vigili del fuoco. Sono passate poco più di 2 ore dal boato e gli uomini sono al lavoro sulle macerie di una casa sventrata, sbriciolata dalla violenza dell'esplosione che poco prima delle 18 ha fatto tremare tutto. Una tragedia e una strage sfiorata, perché da quel che resta della palazzina a 3 piani vengono estratte ferite ma miracolosamente vive 3 persone. La moglie di Bruno Savoia, Rosanna Marchesini, 60 anni, il figlio Christian, 33 anni e il cognato Roberto Sartori. Lui, Bruno, 68 anni, invece non ce la fa. Muore sotto le macerie trovato dai cani di ricerca del personale USAR specializzato nei soccorsi dopo le esplosioni e crolli di questo tipo. Quando lo estraggono dal disastro di calcinacci e mura distrutte, il medico del SUEM può solo constatarne il decesso. Erano una brava persona, una brava famiglia, io li conoscevo da tempo e purtroppo mi dispiace anche per Bruno. Il sospiro dell'amica Marisa esprime l'angoscia di un'intera comunità, dal sindaco Fausto Rossignoli al presidente del Veneto Alberto Stefani, che nelle ore successive seguono con apprensione l'evolversi delle ricerche dei dispersi, così come il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco. Perché la notizia dello scoppio, quando il quadro della situazione non è ancora chiaro, fa immediatamente andare con la memoria alla tragedia che ha insanguinato sempre la provincia di Verona nell'ottobre scorso, la strage dei carabinieri a Casteldazzano. Ma lo scenario, si comprende poco dopo, è diverso. Una fuga di gas dal primo piano, l'ambiente è saturato e basta una scintilla per devastare tutto. Boato, fumo, una palazzina che crolla in pochi istanti soffocando le urla dei residenti. Poi è una corsa contro il tempo. I vigili del fuoco di Verona con 2 autopompe, un'autoscala e carrofari, le unità cinofile, carabinieri, polizia locale e SUEM. Si cercano 4 persone, 3 vengono estratte vive dopo circa un'ora e trasportate d'urgenza all'ospedale policlinico di Borgo Trento. Si spera per Bruno, si prega di poter gridare al miracolo, ma alle 19 le speranze finiscono e resta solo lo sguardo attonito a quell'edificio sventrato in pochi istanti dopo aver cancellato una vita e sconvolto quelle di una moglie, di un figlio e di un amico. Occhio qua su. Preso qua.
Queste le immagini dunque dei nostri inviati e dei Vigili del Fuoco. Siamo tornati a Negrare il giorno dopo, resta lo shock. Marta Zatta insieme a Cristian Roque Allende proprio a 2 passi dalla palazzina sventrata. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, ci troviamo proprio in via Sattarine numero 20, alle nostre spalle quel che rimane purtroppo dell'abitazione colpita da questa violentissima esplosione dove ha perso la vita Bruno. Miracolosamente, come ha detto anche il sindaco, sono sopravvissute 3 persone, il figlio, la moglie e il cognato. Camminando anche per le vie del paese un gran silenzio dopo il boato di fatto di ieri sera. Passanti sono insomma un po' attoniti per quanto successo. Io sono in compagnia del sindaco Fausto Rossignoli. Sindaco, una tragedia che ha colpito il suo comune. Sì, che ha suscitato una enorme impressione e ha suscitato un grande senso di cordoglio corale che in questo momento si sta raccogliendo e viene manifestato attorno alla famiglia che ha subito in primis questa tragedia. Diciamo che dopo le prime ore in cui si sono contati i feriti, si è fatta la conta per fortuna dell'unico deceduto, che potevano essere più di uno, diciamo che le persone di questa comunità con il loro grande cuore hanno cominciato già a pensare a cosa potranno fare nel momento in cui i feriti saranno dimessi, cosa potranno fare per le persone che sono state evacuate perché le loro case non sono più agibili. Ecco, sì, ora i feriti si trovano all'ospedale Borgo Trento, non sarebbero in pericolo di vita, almeno da quello che abbiamo sentito. Sindaco, sono state fatte evacuare anche le persone che abitano ovviamente vicino all'abitazione, è stato tutto messo in sicurezza, insomma? Sì, perché c'è in questo momento sia il vincolo di un sequestro probatorio penale da parte della Procura della Repubblica e da parte dei Carabinieri, sia una ordinanza di inagibilità del Comune di Negrare. Sia il sequestro che l'ordinanza di inagibilità comprendono esattamente tutto il blocco di case, di appartamenti che si raccolgono intorno alla palazzina che è crollata. Ci sono 5 persone che in questo momento sono senza casa e per le quali bisognerà trovare una soluzione. Invece altre persone che facevano parte dell'intorno, che non hanno dormito nella loro abitazione ieri sera, potranno da stasera rientrare nelle loro case. Questo circoscrive un attimino i problemi e i danni di cui ci dovremo occupare. Comunque la comunità si è subito attivata per aiutare queste persone. Sì, ed è stato impressionante, avremo novità a breve, posso dire che c'è stata una risposta molto corale. Io sono anche in compagnia di Fabrizio Mignoli, che è presidente del Consiglio Comunale di Negrar e che conosceva anche molto bene Bruno, la vittima di questa terribile tragedia. Sì, lo conoscevo perché aveva una gran passione anche per il calcio e ha fatto anche l'allenatore per le squadre qua, limitrofe, e era una passione condivisa anche con me. Era una famiglia stimata, una famiglia riservata che ha scosso tutta la comunità qua, sia di Prun che dei paesi qua vicini, limitrofi. Adesso, come diceva il sindaco, stiamo pensando a sistemare la famiglia e anche le famiglie che hanno perso provvisoriamente le case, quindi ci vuole una risposta di tutta la comunità e di tutto il comune. Noi come comune ci siamo già attivati con i nostri assistenti sociali e vediamo di non lasciarli soli, ma non a parole, coi fatti. Quindi la comunità appunto si stringe e proprio la comunità parla ieri sera di aver sentito un enorme boato che ha proprio spezzato il silenzio della sera. Sì, da quello io non c'ero perché ero giù in comune, però da quello che ho sentito hanno sentito un enorme boato che l'hanno sentito anche qua nei paesi vicini, quindi il boato è stato molto ma molto violento e forte. Come vede, questo qua è il risultato del boato che hanno sentito, insomma.
Ora sì, le forze dell'ordine stanno appunto indagando, perché si penserebbe insomma che la causa sia lo scoppio di una bombola del gas. Io ringrazio i miei ospiti per essere stati qui con noi. Il clima sicuramente è molto difficile, infatti è anche difficile immagino per voi parlare di questa tragedia. Noi ovviamente vi aggiorneremo se ci sono novità su questo caso, e per il momento da Negrare tutto, di nuovo a te la linea. Grazie a Marta Zatta, grazie a Cristian Roque Allende e grazie ai tuoi ospiti. E un altro incendio, un'altra vittima, questa volta ad Arzignano questa mattina. Una donna è morta nell'incendio della sua abitazione in via Calavena Alta. Sul posto i vigili del fuoco, che dopo aver circoscritto le fiamme hanno rinvenuto la donna a terra priva di sensi. I pompieri le hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dei sanitari. Purtroppo per la signora non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni sarebbe morta intossicata dalle esalazioni del rogo. Sul posto anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di questa tragedia. Restiamo nel Vicentino, ma apriamo un'altra pagina che riguarda invece i comandi specializzati negli assalti alle aziende Orafe. Abbiamo raccontato già tante volte nel Vicentino, che è il distretto orafo per eccellenza, e tante volte la dinamica di questo ennesimo colpo è venuto la scorsa notte con una ruspa per sfondare l'entrata, il muro di un'azienda orafa. Il blitz questa notte a Camisano Vicentino, dove si trova Luisa Bertini con Simone Squarcina. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno anche all'ospite che ci ha raggiunto, l'assessore alla sicurezza Gino Maestrello di Camisano Vicentino. Come anticipavi, la modalità in base alle prime ricostruzioni al vaglio dei carabinieri sarebbe quella oramai consolidata. Bloccano la strada, in questo caso hanno bloccato le vie d'accesso alla strada provinciale, per poi introdursi all'interno dell'azienda Orafa alle mie spalle con una ruspa con la quale hanno sfondato il cancello e si sono poi introdotti all'interno. Ovviamente ancora è tutto da quantificare ed è caccia a questa banda specializzata. Assessore, una notte movimentata perché le strade qua sono state bloccate, e poi cosa è successo? Tutto è successo in pochi minuti. Allora confermo tutto quello che hai detto, che all'1:30 di questa notte è scattato l'allarme dell'azienda qui alle mie spalle. Questa banda di malviventi molto organizzata, bisogna dire, con 3 mezzi, praticamente con 2 mezzi hanno bloccato le rotonde. Isolando completamente la provinciale. Con un altro mezzo, con una ruspa, sono riusciti a togliere il cancello principale dell'azienda e sono riusciti a entrare nell'azienda da un cancello secondario. Tengo a sottolineare che tutto questo è avvenuto in circa 8-9 minuti, perché al momento che sono sopraggiunti i ranger e i carabinieri la banda si era già dileguata. Ecco, una banda quindi organizzata, tutto lascia supporre a questo. Adesso le indagini sono in corso, ovviamente saranno anche al vaglio dei carabinieri tutte le immagini dei filmati di sorveglianza. Voi qui a Camisano avete diverse videocamere installate un po' su tutto il territorio. Diciamo che tutte le nostre strade provinciali o comunali sono controllate dalle telecamere e dalle targa system, quindi tutto quello che serve per cercare di individuare questa banda di malfattori ben venga. Tengo a sottolineare che stiamo parlando di un'azienda orafa, una molto molto importante, soprattutto dal punto di vista tecnologico, quindi sia sistemi d'allarme e soprattutto di modalità di lavoro. Questa azienda è un fiore all'occhiello non solo per noi comuni di Camisano, ma per tutto quanto il settore orafo. Ecco, quindi l'amministrazione ovviamente manifesta tutta la vicinanza nei confronti dell'azienda e di quello che è successo. E a proposito di sicurezza, qual è stato il trend? C'è qualcosa che vi preoccupa di più? In tanti comuni, anche limitrofi, sentiamo spesso parlare di ladri in appartamento. Allora, possiamo dare una conferma in base ai dati in non in possesso che ci hanno fornito la stazione dei Carabinieri. L'anno 2025 abbiamo avuto una ventina di furti, che praticamente è la metà rispetto all'anno 24.
È una coincidenza, possiamo anche dire di sì, siamo fortunati, possiamo dirlo di sì, certamente perché i comuni a noi confinanti i dati sono l'opposto. Quindi in tema di sicurezza, diciamo, questo è un episodio a sé che preoccupa i cittadini. Per il momento da Camisano è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Luisa Bertini, ma restiamo nel Vicentino e restiamo in tema perché gli assalti alle aziende, diciamo, dei beni di lusso non si fermano. Andiamo a Mussolente da Monica Smiderle. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Anche le aziende dell'area del Bassanese, soprattutto aziende del settore orafo e del mercato del lusso, sono nel mirino della malavita. Potrebbe trattarsi anche della stessa azienda che ha assaltato l'azienda orafa di Camisano ad aver agito a Romano Dezzelino ai danni di un'azienda del settore orafo. Qualcosa però non deve essere andato per il verso giusto, perché la banda ha deciso di abbandonare il colpo fuggendo. Forse i sofisticati sistemi d'allarme, forse l'arrivo della vigilanza privata, non è ancora chiaro. Le indagini naturalmente sono in corso, quindi se da una parte a Romano Dezzelino il colpo all'azienda orafo non è andato a buon fine, è andato a segno invece a Mussolente ai danni di un'azienda che lavora per il mercato del lusso, in particolare accessori, borse per l'alta moda. In questo caso i malviventi sono riusciti a penetrare all'interno dell'area di produzione, hanno tagliato la recinzione esterna, tentato di forzare i portoni, poi hanno tagliato dei vetri riuscendo a penetrare appunto nell'area produttiva, magazzino. Probabilmente un furto su commissione, perché sono riusciti a rubare in particolare pellami e accessori per le borse. Tutto fa pensare, visto la nicchia particolare, appunto a un furto su commissione. Ladri molto agili, molto abili, anche perché sono riusciti a portare a segno il colpo solamente in 6 minuti. Sono scattati tutti i sistemi di allarme, sul posto sono arrivati i vigilantes, la vigilanza privata e i carabinieri, ma la banda è riuscita a fuggire. Naturalmente sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire agli autori dei colpi. Grazie a Monica Smiderle. Noi parliamo di un altro tipo di comando, ma guardate queste immagini riprese dalle telecamere. Siamo a Monticello, Conte 8, via Revoloni, Interland Est di Vicenza. Vediamo arrivare due auto che si fermano di fronte all'abitazione di un noto avvocato del paese, Stefano Grolla, e dall'abitazione, lo vedete in queste immagini incredibili, esce una banda di ladri che ha appena svaligiato l'abitazione e carica le due auto con la refurtiva. Siamo in pieno giorno, quindi due auto, un comando di almeno 9 uomini, il volto coperto, movimenti coordinati, poi se ne vanno e lasciano appunto la zona. È davvero un colpo in piena regola, orchestrato alla perfezione, e tutto questo in pieno giorno, dopo aver svaligiato quella abitazione. Racconta l'avvocato Grolla: era appena uscito di casa quando i banditi sono entrati in azione. Tra l'altro pochi minuti prima stavo parlando al telefono in casa con un cliente, quando ho sentito suonare non ho risposto e poco dopo sono uscito. Erano, dice l'avvocato, i ladri che volevano sincerarsi se ci fosse qualcuno in casa, e poi hanno messo a segno questo incredibile colpo a Monticello, Conte 8. Allora, lasciamo per un attimo il tema dei furti, ma torneremo a parlarne fra pochissimo. C'è anche un altro tema, lo avevamo annunciato nel prologo della nostra prima edizione. Tra le tante notizie di cronaca c'è anche l'altro fronte, quello dei giovanissimi, della violenza tra giovanissimi. Allora, Christian Arboit, che poi rivedremo per parlare di truffatori, ha raggiunto il sindaco di Trevignano, Franco Bonesso, a Signoressa, dove c'è stata domenica scorsa una violentissima rissa tra giovanissimi, con un ragazzo in particolare finito
all'ospedale. Allora ci racconta tutto questo il proprio Cristian Arboiti insieme a Nicoletta Rizzetto. Buongiorno. Buongiorno a te Nicola e a tutti i telespettatori di Antenna 3 da Signoressa. Questo è il campetto di calcio a ridosso della canonica della chiesa, dove domenica pomeriggio è scoppiata la violentissima lite di cui hai parlato te Nicola, una violentissima lite tra giovanissimi, fratelli contro fratelli, una coppia di fratelli di origine marocchina contro una coppia di fratelli di origine italiana residenti qui sempre sul territorio comunale di Signoressa. Probabilmente erano anche conoscenti, amici, chissà quante altre volte avevano giocato a calcio qui nel campetto di Signoressa, ma domenica qualcosa è andato storto, letteralmente storto, forse una parola di troppo, forse uno spintone, un fallo di gioco, insomma probabilmente le indagini lo stabiliranno. Resta il fatto che è scoppiata questa aggressione, calci, pugni, spintoni. I due fratelli italiani hanno avuto la peggio, in particolare quello maggiore di 22 anni che ha riportato lesioni per 30 giorni. Questa la prognosi che gli è stata riscontrata al pronto soccorso del Cafoncello a Treviso, dove è arrivato in maniera del tutto autonoma. Quindi qui al campetto domenica non sono arrivati gli operatori del SUEM 118, ma appunto i due giovani sono ricorsi alle cure dei sanitari in un secondo momento, perché la situazione era chiaramente compromessa. Parliamo di una lesione profonda alla mascella. Proprio in queste ore il 22enne è sottoposto a questo delicato intervento chirurgico maxillofacciale. Come sapete, Treviso tra l'altro è un'eccellenza da questo punto di vista, e quindi si spera che questo ragazzo 22enne si possa rimettere al più presto. Resta un'indagine che si sta dipanando, sono stati interessati anche i carabinieri, perché una volta raggiunto il pronto soccorso in quelle condizioni i sanitari hanno chiaramente fatto referto alle autorità di polizia. Franco Bonesso, sindaco di Trevignano, che fin da subito si è in qualche modo interessato alla vicenda e che poco fa abbiamo parlato chiaramente, insomma mi ha confidato un certo non solo rammarico. Lei è scosso, è una vicenda che l'ha scossa come amministratore, ma non solo, immagino. Sì, buongiorno a tutti. La comunità è scossa perché è avvenuto questo fatto di una gravità inaudita, perché per futili motivi è scoppiata una violenza illogica, senza senso e non giustificabile, anche se mi sento di escludere che sia un fenomeno più vasto di cosiddetto baby gang o maranza, assolutamente no. Sono stato uno scontro fra due fratelli che ha generato queste gravi lesioni sul malcapitato più grande, fra l'altro, a cui esprimo la solidarietà mia e di tutta la comunità, sperando che vada tutto bene. So che oggi dovrebbe essere operato. Ecco, perché questo è il punto. Lei dice molto correttamente, non si tratta di una baby gang, non si tratta di regolamento di conti, probabilmente non c'erano particolari vicende a monte, come spesso raccontiamo, ma interroga proprio questa violenza gratuita scoppiata per una banalissima partita di calcio. È questo che interroga e in qualche modo perplime, preoccupa. No, senz'altro questo ci preoccupa, fra l'altro fra persone che si conoscevano benissimo, quindi siamo un po' stupiti e molto amareggiati, come è molto amareggiato il parroco per quello che è successo, perché insomma è successo nel campetto della parrocchia, che è messo a disposizione dei giovani perché vivono in armonia e non certo perché succedono queste cose. Erano conoscenti, erano amici? Dire che sono amici è una parola grande, quindi non so, si conoscevano senz'altro e si parlavano. Senta sindaco, parliamo di
2 fratelli di origine marocchina contro 2 fratelli di origine italiana. È possibile che sia volata magari qualche parola di troppo, anche legata all'elemento, diciamo così, di appartenenza? Non so, non credo, non spero, ma su questo stanno facendo luce i carabinieri, anche se è complicato, perché sicuramente avevano cercato anche di non far emergere la cosa, probabilmente anche i giovani aggressori si sono resi conto dopo della malefatta che avevano fatto e di aver esagerato. Lei prima mi diceva qui la nazionalità o la provenienza poco c'entra, forse. Su questo mi auguro di no, nel senso che la cosa grave è questo scoppio di rabbia che ha provocato la violenza, che ci deve interrogare tutti, sperando veramente che sia un caso isolato, anche se i ragionamenti sulla condizione giovanile e sul fatto che ci sia una violenza e un modo di approcciarsi alle relazioni in questo modo appunto violento deve interrogarci tutti, amministratori, parrocchie, agenzie sociali ed educative. E lei, sindaco, ha sentito la mamma del ragazzo del ferito, che cosa vi siete detti? Ho espresso la solidarietà della comunità che, come ho detto, è rimasta gravemente colpita da questo fenomeno, e l'ho rassicurata garantendo che la sanità del nostro territorio è fra le migliori d'Italia e che quindi saprà curare adeguatamente il ragazzo, e comunque la mamma era contenta di avermi sentito, e come è rimasta contenta del fatto che molti si siano fatti vicino esprimendo la solidarietà, in particolare il parroco e non solo, anche i compagni di classe, insomma, di questi giovani. È visibilmente provata e sicuramente preoccupata per quello che è successo ai propri figli. Lei incontrerà questi ragazzi, sindaco? Allora, intanto gli aggrediti di sicuro, e gli altri aspettiamo che facciano bene luce i carabinieri e le forze dell'ordine di quello che è accaduto, e poi insieme con loro vedremo come fare. Grazie Franco Bonesso, sindaco di Trevignano. Carabinieri che chiaramente stanno indagando, si deve chiarire chiaramente il motivo di questa violenza. Probabilmente, parliamo di futili motivi, ma si deve scavare. Tra l'altro, diceva il sindaco, e appunto lo approfondisco, il ragazzo ha raggiunto il pronto soccorso, i ragazzi, 2 feriti, in maniera autonoma, quindi inizialmente si voleva coprire quanto accaduto. Poi, una volta al pronto soccorso, in quelle condizioni, con una mascella profondamente ferita, e i sanitari hanno fatto un referto alle forze dell'ordine, e da lì è partita l'indagine. Insomma, staremo a vedere l'evoluzione delle prossime ore. Ringrazio ancora il sindaco di Trevignano Franco Bonesso. Con Nicoletta Rizzetto, Nicola, ti restituisco la linea da signoressa. Grazie a Christian Arboit. Da Trevignano a Treviso, ieri sera abbiamo raccontato, e qui è intervenuta invece la polizia, delle sassate tra giovanissimi in piena zona rossa, peraltro tra Ponte San Martino e Riviera Santa Margherita, nel pieno centro di Treviso. Un ragazzo che ha aggredito un coetaneo ritenuto colpevole, a suo dire, di frequentare l'ex fidanzata. L'aggressore ha inseguito il rivale lanciandogli contro un sasso che lo ha colpito lievemente. A essere ferito è stato invece un amico del giovane, un sedicenne raggiunto alla spalla. Le sue condizioni non erano certamente gravi, è stato comunque necessario l'intervento dell'ambulanza, mentre il responsabile si è dato alla fuga. È stato rintracciato poco dopo dalle volanti, grazie alle descrizioni fornite dai passanti, che hanno visto tutta la scena, ovviamente un po' impauriti da quanto accadeva proprio in pieno centro a Treviso. Di gravità maggiore ovviamente invece quello che è accaduto qualche settimana fa in centro a Rovigo in piena notte, ma è una notizia che è emersa soltanto ieri, con un uomo, un cittadino marocchino, preso a sprangate, finito in ospedale con frattura alla mandibola e al naso e con alcuni denti rotti. Una brutale aggressione, vittima dell'assalto, opera di 2 persone, appunto un cittadino marocchino che
non appena è stato in grado ha presentato denuncia, dando il via alle indagini dei carabinieri che stanno stringendo il cerchio attorno almeno a una delle due persone, un cittadino italiano, ma sono ancora da chiarire dinamica e movente di questa brutale aggressione venuta in centro a Rovigo. E adesso, lo dicevamo prima, Christian Arboit, prima di raggiungere signoressa di Trevignano per il violento pestaggio, questa mattina era dai carabinieri di Treviso che hanno dato notizia di l'ennesima truffa, peraltro del finto carabiniere, l'ennesima truffa con vittime degli anziani. Il bottino è ingente, parliamo di 40.000 euro, è accaduto a Mogliano. Ma ora sentiamo l'intervista di Christian Arboit con il colonnello Stefano Mazzanti. L'ennesima truffa ai danni di anziani, questa volta a Mogliano, una truffa che è costata a questa coppia di coniugi quasi novantenni 40.000 euro. Questo il bottino di due truffatori che sono stati individuati, prima individuati e fermati e poi denunciati dai carabinieri. Qui con me c'è il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Treviso. Comandante, veniamo ai fatti d'autunno scorso, quindi un fatto che si è registrato nell'ottobre scorso. Queste due vittime, è un copione che si ripete. Cos'è successo in questo caso? Sì, intanto buongiorno a tutti. Parliamo della truffa purtroppo del cosiddetto finto carabiniere, cioè nel senso che in questa circostanza il soggetto che poi è stato identificato si è fatto passare per un maresciallo dei carabinieri, prospettando alle vittime la necessità di pagare una cauzione poiché il loro figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale. In questo caso chiaramente successivamente il soggetto o chi per esso, comunque noi sospettiamo sia lui, è passato nell'abitazione e si è fatto consegnare dalla coppia circa 40.000 euro in denaro contante. Per fortuna in quella circostanza la signora ha capito subito che c'era qualcosa che non andava, per cui ha chiamato il figlio che chiaramente le ha detto che stava bene, che non era successo niente. A quel punto i carabinieri nelle prime battute hanno intuito che il soggetto poteva aver preso un taxi o un treno, che è un modus operandi che utilizzano spesso. In quella circostanza il tassista ha riconosciuto il fatto di aver accompagnato una coppia presso la stazione ferroviaria e questo ci ha consentito di poterli poi far fermare dai colleghi della Polfer a Mestre. Coppia, padre e figlia, che erano diretti a Napoli. Sì, è una località della Campania dove loro, insomma, noi presumiamo facessero base, come accade spesso, diciamo, nelle altre truffe che abbiamo abbiamo scoperto e siamo riusciti a individuare. Purtroppo non avevano addosso, diciamo, il denaro, ma siamo riusciti a ricostruire tutto il modus operandi e quello che era accaduto anche attraverso gli abiti che indossavano e gli indumenti che avevano addosso. Quindi questo poi ha fatto sì che abbiamo avuto un'individuazione certa e la collocazione certa del loro modus operandi in quell'area geografica. Padre e figlia quindi sono stati denunciati per truffa, si trovano a piede libero. E di questi 40.000 euro? Chiaramente purtroppo in questo caso la refurtiva non è stata recuperata, però insomma ecco, contiamo di riuscire a individuare quantomeno il canale di approvvigionamento che queste organizzazioni, che abbiamo visto, a volte mettono in pratica, e soprattutto ecco riuscire a capire quali sono poi i canali e dove questo denaro va a confluire per poi soprattutto rientrare in possesso e bloccare l'azione criminale che insomma, come sappiamo spesso, come diceva un noto magistrato, fall of the money, ci portano poi a capire dove queste organizzazioni criminali investono questo denaro.
Ecco, perché parliamo di organizzazioni criminali, parliamo spesso in questi casi anche di criminalità organizzata dietro queste truffe. Beh, allora, per esperienza posso dire che sì, in alcune occasioni si è paventato il fatto che le organizzazioni criminali potessero avere un ruolo importante anche in queste occasioni, perché è un modo per raccimolare denaro, quindi tutto quello che può essere un canale di approvvigionamento finanziario sicuramente facile, che comporta poi dei rischi bassissimi. In ultimissima battuta, l'appello immagino sia quello di sempre, perché è un copione che si ripete, le truffe agli anziani restano una tristissima realtà. Sì, purtroppo in questo momento è uno degli asset su cui noi ci stiamo maggiormente focalizzando, perché è un reato che è particolarmente odioso, perché va a toccare le fasce deboli. Il consiglio che noi diamo è sempre quello di chiamare, di fare un riscontro su chi vi contatta in quell'occasione. Possibilmente fatelo con un altro telefono, perché è chiaro che una delle prime cose che questi criminali fanno è di tenervi al telefono per bloccarvi ogni via di comunicazione, per cui utilizzare un altro telefono, e soprattutto avete tutto il diritto, quando chiamano spacciandosi per un appartenente alle forze di polizia, in questo caso i carabinieri, chiamare per chiedere conferma se quel comportamento che viene messo in atto è un comportamento lecito o è un comportamento illecito. Questo è dunque il racconto di quanto avvenuto a Mogliano, vittima 2 anziani. A Mogliano ancora per invece un furto in casa, dove i banditi non si sono fatti scrupoli di agire intanto di mattina, in piena mattina, e poi di rubare persino dal salvadanaio i risparmi dei bambini. Casa svaligiata in pieno giorno, sia la propria che quella della madre al piano superiore. È la brutta sorpresa che si è ritrovata davanti una residente di via 24 Maggio a Mogliano Veneto, strada di villette singole a ridosso del centro cittadino. Ladri che hanno messo a soqquadro tutto, spaccando anche il salvadanaio dei bambini pur di raccimolare qualcosa. L'episodio alle 11 del mattino, quando tutti erano fuori casa, tutti tranne la cagnolina, che infatti al rientro i proprietari hanno trovato agitata e impaurita. I malviventi infatti, pur rischiando di essere visti dal momento che agivano alla luce del giorno e che a quell'ora in zona c'è un continuo via vai, non si sono fatti scrupolo di entrare nell'abitazione. Una volta all'interno hanno aperto armadi e svuotato cassetti in entrambi gli alloggi, rubando al piano di sopra dei monili in oro. Al piano terra, dove preziosi e contanti invece non ne hanno trovati, hanno preso i risparmi dei bambini, lasciando per terra, ridotto in cocci, il salvadanaio. A mezzogiorno, quando i proprietari sono rientrati, l'amara scoperta. Nient'altro da fare che chiamare le forze dell'ordine e verificare nel vicinato la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza per cercare di individuare i responsabili. Allora c'è una breve pausa pubblicitaria, ripartiremo ancora dai furti, ma con le risposte poi delle forze dell'ordine, una operazione dei carabinieri a Carbonera, un'altra nel Bellunese, subito dopo la pubblicità. 3 uomini sono stati sorpresi e denunciati dai carabinieri dopo aver rubato pezzi di ricambio destinati alle macchine da caffè De Longhi. È accaduto nella notte a Mignagola di Carbonera, a pochi passi dallo stabilimento dell'azienda trevigiana. I militari, durante un normale servizio di pattugliamento, hanno fermato un'auto sospetta lungo via Duca d'Aosta. A bordo 3 cittadini romeni di 33, 40 e 41 anni, tutti senza fissa dimora. Nel bagagliaio, in un grosso scatolone, i carabinieri hanno trovato la refurtiva prelevata da un rimorchio in sosta. Secondo quanto ricostruito, il mezzo era parcheggiato in un'area poco distante alla De Longhi. Sono riusciti ad arrivare a un rimorchio di un camion sul quale erano presenti segni di effrazione e dal quale appunto era stato rubato questo scatolone. Determinante l'intervento tempestivo della pattuglia, che ha intercettato i 3 e recuperato l'intera refurtiva, subito restituita all'autotrasportatore. Un malvivente era già conosciuto all'arma. Sì, c'è in particolare un pregiudicato, 2 sono incensurati, in più abbiamo rinvenuto anche degli strumenti di effrazione, in particolare una pinza, un cacciavite e una torcia elettrica, che sono stati utilizzati nell'ambito del furto.
Il conducente ignaro si era fermato per riposare prima di ripartire. Un episodio che riaccende l'attenzione su furti ai danni dei mezzi pesanti in sosta nella zona industriale. Secondo gli inquirenti, quello dei furti nei rimorchi è un fenomeno già registrato in passato. Si tratta di un furto, tra virgolette, abbastanza semplice, nel senso che i camion, i rimorchi rimangono lì perché gli autisti, non potendo percorrere più di 8 ore, lasciano il camion caricato nei pressi dello stabilimento e poi lo riprelevano poi la mattina. E ora ci si chiede se non sia necessario individuare un'area custodita dove consentire ai camionisti di parcheggiare in sicurezza, evitando il ripetersi di simili episodi. E allora questa è la risposta delle forze dell'ordine nella Marca Trevigiana. La risposta delle forze dell'ordine invece nel Bellunese ce la racconta Tiziana Bolognani. Parliamo di una doppia operazione dei carabinieri a Setteville nel Feltrino per la sicurezza. Vediamo cosa ci racconta Tiziana. L'attività di contrasto, di controllo del territorio non conosce sosta nel Feltrino e soprattutto nel Basso Feltrino. Con il capitano Andrea Caminiti, comandante della compagnia di Feltre, parliamo di una doppia operazione che ha visto all'opera l'Arma dei Carabinieri nella zona comunale di Setteville. Sono due episodi distinti che ci facciamo spiegare, capitano. Sì, la nostra attenzione sul comune di Setteville è altissima. Setteville è una terra di confine con delle dinamiche molto particolari, quindi noi siamo molto orientati alla prevenzione, ai servizi perlustrativi che comunque portano a dei risultati. Nel fine settimana scorso infatti è stato molto intenso, abbiamo condotto 2 operazioni slegate una dall'altra. Il 21 abbiamo fermato a posto di controllo un soggetto che a seguito dei nostri approfondimenti è risultato, insomma, oltre ad essere gravato da precedenti, aveva il possesso di un coltello e di un po' di stupefacente. Abbiamo approfondito il controllo, siamo andati presso la sua abitazione a Segusino e lì abbiamo trovato parecchia refurtiva proveniente per la maggior parte dai furti perpetrati nelle pertinenze delle abitazioni nei giorni precedenti sia su Feltre che su Setteville. Parliamo di tanta roba, circa 15.000 euro di valore complessivo, c'erano attrezzi da giardinaggio, utensileria varia, delle biciclette elettriche, diversi monopattini di discreto valore e alcune televisori. Qualche giorno dopo è successa un'altra cosa abbastanza curiosa durante un controllo, un regolare controllo del territorio. Esattamente, il giorno dopo il radiomobile della compagnia di Feltre, che insomma gira su tutta la giurisdizione, quindi non è incentrato solamente su Feltre ma va anche sulle stazioni della compagnia, ha fermato a posto di controllo un soggetto che era sporco di sangue, aveva delle ferite alle mani, la cosa ha insospettito i militari che anche qui hanno approfondito i loro controlli. A seguito delle perquisizioni sia locali che domiciliari è stata rinvenuta anche qui dell'altra refurtiva, dello stupefacente, dei documenti non intestati a lui. Anche qui la refurtiva proveniente dai furti commessi sia quella notte a Setteville erano stati perpetrati dei furti su autovettura, erano stati infranti dei finestrini e rubata la roba che c'era all'interno, che abbiamo ritrovato, ma anche degli altri oggetti che insomma abbiamo ricondotto a dei furti perpetrati nei giorni precedenti. Anche qui insomma delle biciclette elettriche, dei monopattini, dei televisori e utensileria varia. Ecco, entrambi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione e questo sta a significare, comunque queste due operazioni stanno a significare questa attenzione che viene posta dall'Arma dei Carabinieri in una zona che bene il capitano poco fa ha detto è un'area di confine territoriale tra le province di Belluno e Treviso e che è stata anche un'area attenzionata nelle scorse settimane, che aveva portato poi anche all'arresto di 2 soggetti che facevano in sostanza i trasfertisti, si trasferivano dalla provincia di Treviso alla provincia di Belluno per
per delinquere. Esattamente, i furti in abitazione è un reato fastidioso, è un qualcosa che invade la privacy dei cittadini, è una cosa che ci sta molto a cuore, quindi la mia compagnia si spende tantissimo nel contrastare sia sul piano della prevenzione ma come su quello della repressione, e prova ne è appunto i 2 fermi effettuati dai miei militari qualche settimana fa, per contrastare questo fenomeno antipatico. E naturalmente l'invito ai cittadini, che vale in qualsiasi situazione. Ne abbiamo parlato diffusamente in questi giorni a proposito delle truffe nei confronti degli anziani, con la formula del finto carabiniere, oramai pluriabusata da questi malviventi malfattori. L'invito è quello, comunque, sempre, se si vedono persone sospette, se c'è qualcosa che non torna, anche una chiamata a vuoto al 112 può fare la differenza. E proprio un'operazione congiunta di carabinieri e polizia ieri ha consentito di bloccare un uomo e di arrestare un uomo di 60 anni dopo un folle inseguimento nel primo pomeriggio a Belluno. Guardate. Scene da film poliziesco hanno ridestato il capoluogo. Un inseguimento a tutta velocità lungo le strade cittadine è scattato nel primissimo pomeriggio, quando una pattuglia della polizia ha intimato l'alta a un Audi di colore scuro. Il conducente, un uomo italiano di 60 anni, invece di fermarsi ha accelerato tentando la fuga. Ne è nata una folle corsa che si è conclusa in via Travazzoi, nel quartiere di Mussoi. Qui l'uomo ha abbandonato l'auto e si è rifugiato all'interno della sua casa in un condominio del villaggio Clizia, dove si è asserragliato nel tentativo di sottrarsi all'arresto. Gli agenti, dopo aver circondato l'edificio anche con il supporto dei carabinieri, hanno sfondato la porta dell'abitazione e bloccato il sessantenne. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era sottoposto a sequestro per motivi ancora da chiarire e quindi non poteva circolare. L'uomo è stato arrestato e ora dovrà rispondere, oltre che della fuga, anche delle violazioni legate all'utilizzo dell'auto sotto sequestro. Fortunatamente non si registrano feriti. La cronaca giudiziaria: dal padovano resta in carcere Moreno Violetto, il 45enne carpentiere di Fontaniva accusato dell'omicidio del vicino di casa, lo ricorderete, l'ex guardia penitenziaria albanese Fatos Cenai. Il Tribunale del riesame ha infatti confermato la custodia cautelare. Un video manomesso per procurarsi un alibi. Si aggiunge questo tassello alla ricostruzione fatta dai carabinieri che lo scorso 13 dicembre hanno arrestato Moreno Violetto, 45enne carpentiere di Fontaniva, con l'accusa di aver ucciso il vicino di casa Fatos Cenai, 58 anni, ex guardia penitenziaria di origine albanese. Resta in carcere il 45enne. Il Tribunale del riesame di Venezia ha infatti confermato l'esigenza di custodia cautelare, nonostante l'indagato davanti ai giudici si sia dichiarato innocente. Un omicidio che ha profondamente scosso la comunità di Fontaniva, quello di Fatos Cenai, ucciso mentre sul suo triciclo andava al lavoro in un vicino maneggio domenica 8 giugno. L'uomo era stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa ed era morto dopo 3 giorni di agonia, senza mai riprendere conoscenza. Lo scorso dicembre, la svolta, i carabinieri hanno arrestato il vicino di casa, con cui i dissapori erano stati continui, dopo aver individuato un ciclista sospetto che era passato lungo la strada di campagna in mountain bike con una tuta, le braccia e le mani coperte da manicotti e un casco in testa. L'abbigliamento era stato acquistato online, pagamenti tracciati, la bici trovata dai carabinieri in un capannone nel retro della casa dell'indagato. Un'analisi delle telecamere di videosorveglianza della casa dell'indagato hanno anche permesso di notare un orario alterato. Secondo gli investigatori sarebbe stato lo stesso Violetto a manometterlo per procurarsi un alibi. Ieri abbiamo raccontato nel telegiornale del Veneto di questo giallo del 24enne sloveno che è stato sequestrato a Schio, poi portato a Marano, nel frattempo pestato da un comando e scaricato a Trieste, dove è stato poi ricoverato in ospedale. E i carabinieri continuano serrate le indagini per capire cosa è successo e anche per capire chi sono i responsabili. Ricerche estese anche oltre confine, allertate le forze di polizia slovene e croate. È caccia ad almeno 3 persone di origine balcanica che nel primo pomeriggio di lunedì hanno sequestrato il giovane bosniaco di 24 anni in via Pasubio, a Schio, in provincia di Vicenza, per poi abbandonarlo 12 ore dopo, nella notte, in via di Basovizza, sul Carso triestino. I malviventi, con tutta probabilità, hanno oltrepassato il confine facendo perdere le loro tracce. L'indagine è affidata ai carabinieri della Legione Veneto del Comando Provinciale di Vicenza, che attraverso un comunicato
hanno confermato l'episodio. Secondo quanto appreso, il 24enne bosniaco si sarebbe chiuso nel silenzio, agli investigatori non ha raccontato nulla, motivo per cui rimane un mistero il movente del rapimento. Forse il giovane ha paura dei propri aggressori e dunque per il momento ha scelto di tenere un atteggiamento omertoso. Erano le 13:30 quando lunedì una jeep con a bordo 3 persone ha accostato in via Pasubio nel pieno centro storico di Schio dopo aver seguito per un tratto il 24enne. 2 uomini sono scesi dal mezzo e hanno prelevato di forza il giovane, il terzo alla guida pronto a ripartire a tutta velocità. Il ragazzo si dimenava e urlava mentre i sequestratori lo immobilizzavano. Poi il pestaggio, proseguito a Marano Vicentino, dove i malviventi si sono fermati per un cambio di mezzo, abbandonando la prima auto in un campo e probabilmente tenendo la vittima rinchiusa in un edificio vicino in attesa dell'arrivo della nuova macchina. Forse dunque i sequestratori avevano dei complici. La jeep è stata ritrovata alcune ore dopo dai carabinieri di Vicenza, che nel frattempo erano stati allertati sia da 2 testimoni che avevano assistito al rapimento, sia dai genitori del 24enne preoccupati per la sua scomparsa. I militari dell'Arma hanno rinvenuto la jeep seguendo le tracce delle celle agganciate dal cellulare del giovane. Gli interni della macchina erano sporchi di sangue. Nel frattempo però i sequestratori erano già lontani a bordo di un mezzo diverso e arrivati a Trieste poco prima dell'alba di ieri hanno letteralmente scaricato a terra il 24enne in via di Basovizza, vicino al confine con la Slovenia. Il giovane, dolorante per il pestaggio, è stato trovato da un residente di Opicina che ha allertato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118. Il cittadino bosniaco presentava evidenti tumefazioni al volto e altri traumi sul corpo e i carabinieri della vicina stazione di Opicina. Le indagini su quello che è un vero e proprio giallo proseguono sotto il massimo riservo. Un giallo ovviamente di tutt'altro tenore è anche quanto accaduto, l'abbiamo raccontato ieri alla BRT di Villorba con la quarantina di furgoni con le gomme squarciate e allora continuano le indagini per capire cosa è successo. Vandalismo, vendetta, gesto intimidatorio, sabotaggio. Cosa sia all'origine di quanto accaduto nella sede della BRT di Villorba saranno le indagini ad appurarlo. Quel che è certo è che lunedì mattina, alla riapertura dell'azienda dopo il fine settimana, i lavoratori hanno trovato una quarantina di furgoni parcheggiati nel piazzale con le gomme a terra, bucate verosimilmente con un punteruolo d'un coltello, di fatto inutilizzabili. Numerosi autisti sono stati mandati a casa, altri hanno cercato di sopperire con dei mezzi sostitutivi. Fatto sta che il lavoro di consegna dei pacchi ha subito pesanti rallentamenti. I furgoni sono di proprietà della Madilo SRL, che ha in appalto per BRT i servizi di trasporto e consegna. In via Fratelli Cervi sono arrivati i carabinieri che ora conducono le indagini sull'accaduto. Non si esclude la pista interna. La situazione preoccupa i sindacati anche perché da mesi si stanno verificando atti vandalici anche sulle auto di alcuni dipendenti parcheggiate all'esterno. Va avanti da qualche mese, ormai siamo probabilmente da inizio dell'estate scorsa, e con l'ultimo atto però di ieri ci fa molto preoccupare l'atteggiamento di tutti quei mezzi là, in quella maniera là. Ci preoccupa ancora di più perché ci fa pensare che possa esserci qualcos'altro sotto e che è da capire cosa sia, insomma. Queste qua è stato un allenamento proprio mirato sui mezzi di consegna, a voler bloccare la filiale, è un gesto che mira secondo noi a voler bloccare l'attività di quella filiale lì. I danni sono ingenti, sia quelli diretti per la sostituzione degli pneumatici squarciati, sia quelli indiretti per i ritardi nelle spedizioni. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Villorba, Francesco Soligo. Riponiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e siamo certi che attraverso gli accertamenti avviati sarà possibile fare luce sull'accaduto in tempi rapidi. È importante, continua il primo cittadino, che chi si rende protagonista di simili gesti sia chiamato a risponderne nelle sedi competenti e secondo quanto previsto dalla legge. Dalla cronaca alla politica, Treviso tiene banco ancora una volta il caso Django e ancora una volta è tensione tra la Lega e Fratelli d'Italia, tra il sindaco Conte e la sua giunta e una parte di Fratelli d'Italia, quella diciamo vicina all'associazione Prima i Trevigiani.
L'importante è capire se vogliono stare all'interno della maggioranza o se non si sentono più rappresentati. Per me non è un problema. Di certo però non credo che questo atteggiamento faccia bene alla città, faccia bene ai trevigiani e non fa bene nemmeno a Fratelli d'Italia. Se i rappresentanti di Prima i Trevigiani, componente politica di Fratelli d'Italia, non si riconoscono più nell'operato dell'amministrazione comunale, sono liberi di lasciare la maggioranza. Lo dice il sindaco Mario Conte dopo l'ennesimo confronto con l'alleato di Cassugana, convocato, dice non senza sarcasmo, per spiegare per la 7ª volta l'atto con cui il comune ha prorogato per altri 2 anni la convenzione con Open Piave, consentendo di conseguenza al centro sociale Django di rimanere dov'è. Strada obbligata pena una contestazione di fronte alla Corte dei Conti. Riunione indetta dal primo cittadino in mattinata, meloniani più vicini alla giunta in evidente difficoltà, continua Conte, di fronte alla richiesta di accesso agli atti dei rappresentanti di Prima i Trevigiani per andare a spulciare la correttezza delle scelte di sindaco e assessori. E questo, secondo il primo cittadino, dopo che un chiarimento c'era già stato. C'è una Fratelli d'Italia che fa riferimento a Giorgia Meloni, che condivide, dialoga, si confronta, e poi c'è una Fratelli d'Italia che non so a chi fa riferimento, che evidentemente non si riconosce più. Per me non c'è problema, facciano quello che vogliono, l'importante è però che non perdiamo tempo, nel senso che se vieni in ufficio, vedi i documenti, condividi anche le prospettive future, poi non puoi uscire e fare il contrario. Detto questo, io ho stima e anche grande amicizia nei confronti di Campione e Nascimben. Evidentemente non si riconoscono più in questa amministrazione, quindi che si sentano veramente liberi di fare quello che vogliono. A Leonardo Campion, portavoce di Prima i Trevigiani, le spiegazioni evidentemente non sono sufficienti, visto che in giornata ha continuato a ribadire la linea del comitato, vale a dire che la scelta del comune non era affatto obbligata. Noi, per quello che ci siamo informati, non è così, ovvero sì, ci sono state delle proroghe per Covid, ma non di 2 anni, quindi di durate molto inferiori. Proprio per questo abbiamo deciso di fare un accesso agli atti e quindi verificheremo convenzione per convenzione se ci sono stati dei trattamenti diversi tra l'una e l'altra. La promessa di sgombero del Django fatta da Conte in campagna elettorale è andata disattesa, continua Campion. Sul futuro dell'ex Piave, con particolare riferimento al nuovo piano dell'abitare, basta parole. Quello che vogliamo e quello che chiediamo è che venga presa un impegno e non ci bastano più le promesse, vogliamo che venga messo nero su bianco cosa verrà fatto della caserma Piave quando scadrà questa proroga al Django. Frattura che non si sana dunque, e lo conferma anche Conte. C'è una fetta di Fratelli d'Italia con cui si riesce a dialogare e un'altra che sta via via prendendo le distanze. Con quella parte di Fratelli d'Italia che fa riferimento a Giorgia Meloni io mi trovo assolutamente bene. Con chi fa riferimento ad altri personaggi della città un po' meno. Insomma, una polemica che sembra non finire mai a Treviso. A proposito di politica, hanno raggiunto il palazzo della politica per eccellenza, Palazzo Ferrofini, ieri gli studenti veneti. Il tema è quello delle borse di studio. Abbiamo deciso di protestare contro questa regione, siamo sotto la sede del Consiglio regionale mentre il Consiglio regionale si riunisce. Siamo qua per richiedere la copertura totale delle borse di studio. Ancora quest'anno più di 4.000 studenti e studentesse in tutto il Veneto non hanno ricevuto la borsa di studio di cui avrebbero diritto. Continuiamo a farci sentire affinché questa regione ci risponda. Mobilitazione degli studenti davanti a Palazzo Ferrofini a Venezia, mentre all'interno era in corso la seduta del Consiglio regionale Veneto. A darsi appuntamento sono stati l'Unione degli Universitari di Padova, Verona e Venezia e la rete degli studenti medi del Veneto per protestare per le mancanze della regione in termini di assegnazione delle borse di studio. La mancanza di borse di studio crea effetti concreti. Molti studenti rischiano di perdere la possibilità di vivere in residenza. Finché non ci saranno reali tutele, questa non è e non sarà una regione per giovani. Sono più di 1.000 gli idonei non beneficiari a Venezia e anche a Verona, più di 2.000 gli idonei non beneficiari a Padova. Sono questi i numeri che la Regione Veneto ci nasconde. Noi siamo stanchi, non vogliamo che l'università sia una scuola d'élite e per pochi, e noi vogliamo un diritto allo studio vero e reale. Finanziate le borse di studio. Finché andiamo alle superiori e non possiamo immaginare di costruirci un futuro in questa regione, il diritto allo studio non sarà mai davvero garantito e noi continueremo a mobilitarci. Al termine degli appuntamenti al Ferrofini, alcuni consiglieri regionali hanno incontrato gli studenti in presidio, tra loro anche Monica Sambo, Giampaolo Trevisi e Anna Maria Bigon, in solidarietà ai manifestanti. Hanno annunciato loro iniziative in Consiglio regionale per ottenere in tempi rapidi un impegno formale della Giunta e uno stanziamento dei fondi adeguato.
Pochissimi istanti di pubblicità, l'ultima parte della nostra prima edizione fra pochissimo. Rieccoci in diretta. Allora parliamo un po' di noi in questa seconda parte della nostra prima edizione, perché dovete fare questo: prendete la vostra agenda, il vostro calendario, vi segnate ore 21 di ogni mercoledì. A partire da questa sera c'è un nuovo appuntamento in prima serata con Antenna 3. Lasciate perdere Sanremo, che ormai ha già stufato da ieri, e raccontiamo le storie del nostro territorio. Avete già spoilerato in regia. Raccontiamo le storie del nostro territorio, parliamo di economia, ma anche di storie e di tradizioni. Ogni domenica voi seguite in tantissimi Agricultura, la nostra rubrica con Lucio Zanato, ma questa sera alle 21 inizia una prima serata, una nuova trasmissione, ed è un talk show dedicato all'agricoltura che si chiama Agricultura di sera, con il volto più amato di Antenna 3. Beh, no, il volto più amato sei tu. Volevo metterti in imbarazzo. Buongiorno. Così. Allora, Lucio Zanato, cosa hai in mano? Allora, io ho in mano quella che è uno dei simboli della nostra agricoltura, ma anche del nostro territorio. È una pala da bonifica del 1910, 8-10. Questa è stata usata nella zona imusile di Piave per sostanzialmente far tornare la terra dove c'era acquitrini, acqua, insomma dove una volta non si riusciva a coltivare. Da notare una particolarità, ve la faccio vedere: la punta è in ferro, questa parte qui è completamente in legno, il manico è in sughero. Sughero perché è duro ma nello stesso tempo molto leggero. La parte in legno invece e la punta in ferro perché chiunque abbia avuto a che fare con il fango, parlo anche di chi poi è alluvionato nel tempo, il fango può essere preso dalla punta di ferro perché altrimenti il legno si spacca, però deve essere tenuto nel legno perché altrimenti qui si incolla e non lo butti più, non lo getti più, insomma non lo sposti più. Ecco perché queste vanghe, queste pale sono particolarissime e sono uniche e fanno parte della nostra storia. Quindi sono oggetti che vedremo anche nel corso di questa trasmissione. Allora ogni settimana cercheremo anche di fare un pezzo di storia dell'agricoltura, come adesso stiamo facendo durante il settimanale. Voi vi chiederete perché un talk show. Ecco, fatemi posare questa cosa. Esatto, posiamola perché qua è pericoloso. Allora, ecco qua, anche perché è un pezzo di storia. Perché un talk show? Perché intanto devo dirvi questo, intanto vi devo ringraziare i nostri telespettatori, perché è una rubrica, un settimanale che ha sempre maggiore gradimento, e poi nelle oltre 600 puntate siamo passati da 24 minuti di un contenitore, ormai siamo sopra i 40 e non ci sta più niente dentro. E siccome la richiesta da parte del mondo dell'agricoltura, ma anche da parte del mondo dei consumatori, dei cittadini, da una parte è quella di informare meglio cosa fanno gli agricoltori, perché lo fanno e con quanta fatica lo fanno. Da noi, invece, da parte dei consumatori, è capire sostanzialmente per poi poter scegliere. Allora, capire perché andiamo in montagna, possiamo passeggiare tranquillamente senza che il bosco ci abbia portato via tutto, e allora quando andiamo in Maiga magari compriamo il formaggio con 10 centesimi in più che servono al magaro per rimanere in montagna a tenere e a sfalciare il bosco, tanto per dirne una. Questi 10 centesimi non saranno solo per la bellezza, provate a pensare che se non c'è più nessuno in montagna poi diventa un problema idrogeologico, perché la montagna viene giù e l'abbiamo già raccontato con i fatti di cronaca. Allora, avendo fatto l'inviato di Vaia, e quindi non solo di Vaia ma anche negli allagamenti e negli smottamenti, avendo visto insomma, il nostro territorio, sapendo poi del cambiamento climatico, voi avete capito che l'agricoltura è intimamente legata all'ambiente e l'ambiente e l'agricoltura sono intimamente legati alle nostre società. Da qui la volontà di approfondire con i protagonisti tutto questo da questa sera dalle 21. Allora, protagonisti in studio, in studio, temi che non saranno, diciamo, potrebbero essere anche un po' tecnici in alcune situazioni. Ad esempio avremo una rubrica dedicata agli agricoltori con le opportunità che possono cogliere per quanto riguarda i bandi, i concorsi e quant'altro, con un esperto. Però avremo anche un nutrizionista che ogni volta, a seconda dell'argomento, ad esempio noi questa sera tratteremo della carne di coniglio, perché pochi sanno che è estremamente nutriente, è estremamente indicata per le persone che devono rimettersi diciamo in forma dopo un periodo, insomma ce n'è. Quindi diciamo che Agricoltura di sera contiene al suo interno, per questo che è interessantissimo e da seguire, contiene tanti temi, perché c'è l'economia, c'è l'ambiente, c'è la salute,
C'è la storia, c'è la tradizione, ci sono le storie anche, sì, le storie sì, di vita un po' del passato, come vediamo. Noi avremo una rubrica finale, diciamo, perché come tutti i pranzi devono finire un po' in dolce, insomma, con qualcosa di particolare. Noi avremo il Bastian Contrario. Chi è il Bastian Contrario? Non ve lo dico. È proprio l'ultima parte. Ci sarà ogni settimana il Bastian Contrario e insomma guardatelo, perché secondo me vale la pena, perché farà sorridere ma anche riflettere come deve essere. E poi, per dire la puntata di questa sera, noi esordiamo. Anticipiamo qualcosa di questa sera. Allora, questa sera noi esordiamo con sostanzialmente un parterre, ovviamente con l'assessore all'agricoltura Dario Bond, però anche con il direttore ed ex assessore Federico Caner di Veneto Agricoltura. Avremo sempre la scuola, perché per noi è importante avere i giovani per sentire il loro punto di vista, e quindi avremo sempre oggi esordiamo con la preside del Cerletti, Maria Grazia Morgan, perché presentiamo, diciamo, questa chi meglio realtà. di lei, diciamo, esatto. no? Però avremo ospiti gli studenti anche del Sarto di Castelfranco. Stiamo cercando, insomma, di coinvolgere tutta la rete degli istituti agrari e non solo, perché è importante il punto di vista dei giovani, ed è un punto di vista anche economico, perché ad esempio per un giovane che si approccia all'agricoltura c'è un primo insediamento a fondo perduto di 40.000 euro, che uno dice cazpita, e che non sanno, no? Il problema è che un trattore costa 100.000 euro e gli altri 60.000, o uno ha un genitore che gli fa la firma in banca, certo, o se no le banche non te lo danno e quindi rimani fermo, ed è uno dei temi che svilupperemo, che fa parte di quella comunicazione che gli agricoltori vogliono fare a tutti per far capire che mondo è. E poi avremo ad esempio, ecco, poi ho coinvolto, tu lo conosci un po' meno, io lo conosco da molto tempo perché è stato anche giornalista d'Antenna 3, Fabrizio Stelluto, che è presidente dei giornalisti agroambientali del Veneto, del Friuli Venezia Giulia. Quindi, tra l'altro, io con lui ho esordito in agricoltura perché nel 1981 mi ha portato in Polesine. Avevo 4 anni nell'81. Io nell'81 facevo l'assistente operatore, mi ha portato nel Polesine, ma ancora, e lì ho visto un'agricoltura e un territorio che adesso naturalmente ha fatto molti passi in avanti, ma che lì faceva veramente pensare, perché c'era la povertà e non c'era veramente niente. E l'agricoltura è stato anche un tema che gli ha permesso a molti di rimanere e di svilupparsi. Adesso il Polesine ancora è in crisi e ne parleremo questa sera, perché, per dirti, l'unica IGP che loro hanno, che è l'IGP, cioè l'indicazione geografica protetta di un prodotto unico che sarebbe l'insalata di Lusia, non riescono a farla decollare e il marchio è stato riconsegnato alla Camera di Commercio. Però sarà uno dei temi che chiederemo all'assessore Bond, come cercare di risviluppare. Chiudo, non so se abbiamo ancora qualche minuto, vai. Chiudo perché noi questa sera dibatteremo anche un altro fatto decisamente importante e come dire, preoccupante. L'abbiamo già detto anche ieri, probabilmente i nostri colleghi di Padova lo andranno a verificare domani. Chiude l'unico zuccherificio ancora presente in tutto il Veneto. Pensate che in Veneto c'erano 17 zuccherifici e la barbabietola da zucchero dava da mangiare a non so quante famiglie. Poi scelte europee hanno deciso di spostare la produzione dello zucchero in altri stati, vedi Germania, Francia e Olanda, perché noi dovevamo fare il pomodoro, dopodiché è venuto fuori che ognuno deve avere un po' di sovranità alimentare, perché altrimenti, come è successo col Covid, i materiali non arrivano, noi rimanevamo senza zucchero. Insomma, morale della favola: non abbiamo più lo zucchero in Veneto, avremo solo uno zuccherificio in tutta Italia che sarà a Manerbio. Questo ovviamente mette in crisi tutta la filiera saccarifera. Vedo che bravi, state facendo vedere le immagini proprio di Pontelongo, che non riaprirà. Questa invece è la barbabietola. È un settore estremamente importante, fondamentale del nostro territorio, ma che in questo momento è veramente in difficoltà. Domani ci sarà anche una manifestazione davanti a Pontelongo dei sindacati per dire che non va chiuso quel zuccherificio che pensa è stato inaugurato nel 1910. E quindi sarebbe una perdita anche di storia, no? Sì, esatto, ma poi di una filiera, perché noi prendiamo lo zucchero italiano. Vuol dire che se io faccio una torta e scrivo, non posso più scrivere 100% italiana, perché lo zucchero che io adopero, ad esempio, per fare la torta viene dalla Francia o da un'altra parte. Ma come è fatto quello zucchero? Quanta chimica c'è dentro per fare sì che la barbabietola non venga attaccata da nocivi? Noi abbiamo delle limitazioni che ci siamo dati per avere un prodotto salubre, ma non è la stessa cosa per gli altri. E questo vale per tutto, perché potrei parlare del Mercosur, e potrei parlare di molte altre cose. Ecco che vedete c'è chi le regole le segue e chi no, e poi il mercato, poi però sullo scaffale nei supermercati uno si chiede perché un litro d'olio può venire a costare 2,50 euro e poi se invece vai da chi lo produce paghi come minimo 12 euro e anche 3/4 di litro.
Ti posso chiedere una cosa in chiusura? Allora, te lo chiedo a te sinteticamente. Come sta l'agricoltura in Veneto in questo momento rispetto a qualche anno fa? Luci e ombre. Luci e ombre. Allora, tu intanto hai un'agricoltura che ha un traino eccezionale, che è quello del Prosecco. Noi Marca Trevigiana siamo un'isola felice perché quello è, diciamo così, una Ferrari. Quindi abbiamo, diciamo, questa parte che è il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo vuoto, ad esempio, è che noi stiamo perdendo completamente, oltre il discorso della barbabietola, tutta la frutticoltura. Le pere, le pesche, le mele, c'è un espianto costante nostro e anche dell'Emilia Romagna. Ma perché? Perché noi abbiamo tutta una serie di mancati trattamenti che fa sì che noi abbiamo una produzione più bassa. Perché poi il consumatore vuole la mela bella, pulita, esteticamente lucente, bella, anche esatto. se poi dentro c'è di tutto. Mentre se tu hai la cimice asiatica che ti punge, però per dire anche lì, hai la mela che non funziona, tanti si stanno spostando sul kiwi, noi abbiamo un boom di coltivazione di kiwi giallo e siamo tra i più grossi produttori come Veneto in tutta Italia, per non dire in Europa. Poi c'è tutto il settore invece dell'allevamento. Un altro fronte. Il latte. Voi pensate, allora, ai nostri telespettatori ricordo, andate al supermercato, un litro di latte mediamente viene €1,20, €1,40, se è in offerta €1. A un allevatore ad oggi il latte viene pagato, perché c'è il latte spot, circa 20-22 centesimi. A lui costa 47 centesimi produrre un litro di latte. Capite che anche questa cosa non regge, però se noi non lo comunichiamo, questo l'ha detto gli agricoltori, no, la gente pensa che noi facciamo una montagna di soldi sull'1,40 e invece no. Dove vanno a finire? C'è tutta la filiera, dalla trasformazione alla grande distribuzione. E allora gli agricoltori chiedono, mettiamoci d'accordo, anche voi dovete sicuramente guadagnare, ma non straguadagnare su quello che noi stiamo facendo di base. E ve lo garantisce uno che nelle stalle ci va a vedere le persone che adesso magari sono meccanizzate, ma comunque quando un animale sta male passa la notte in stalla. Sono stato a San Martino Buon Albergo, è tutto meccanizzato, tutto bellissimo, però mi diceva l'allevatore, però quando io ho le telecamere, quando ho la zona delle vacche gravide e vedo uno che sta per sgravare, io passo la notte lì con lei. Quindi c'è l'agricoltore e c'è anche la consapevolezza di un'azienda, ma anche di un'umanità verso gli animali. Altro tema che potremo toccare. Allora, avete capito che guardare agricoltura di sera significa informarsi su, intanto informazioni anche molto concrete su bandi, cose che non sapete. Ma ti dico, per un'altra cosa, ad esempio, ieri sono andato al mercato di Treviso a chiedere che cosa sono i consorzi di bonifica. Non te lo chiedo perché non ti voglio mettere in imbarazzo. Però la stragrande maggioranza delle persone sono convinti che il consorzio di bonifica sia quello che dà l'acqua da bere, invece non è vero. Fin qua ci arriviamo anch'io. I consorzi di bonifica che cosa sono? Qualcun altro mi ha detto è un organismo statale. In realtà i consorzi di bonifica sono quelli che ci permettono di vivere in terreni che altrimenti sarebbero inondati dai fiumi ma anche dal mare. Pensate, e vi do solo che un dato, che il 29% del territorio veneto, pari a 240.000 ettari, è sotto il livello del mare. E con questa cosa, allora, con questa notizia, allora io vi ricordo, intanto grazie Lucio Zanato, davvero la pala strepitosa, quindi se volete informarvi sulle cose per cercare di capirle, magari non le sapete, non vergognatevi di non saperle, è l'occasione giusta per conoscere. Io ci ho messo quasi 10 anni per conoscere delle cose e vi garantisco, ogni volta che esco, ogni volta è una volta nuova. Sapere le cose, così finalmente le sapete le cose, poi sapere di salute, ambiente, economia, tutte le informazioni, cioè è uno spettro, storia, tradizione, è uno spettro enorme quello del settore dell'agricoltura. Chi meglio di Lucio Zanato può essere il vostro Virgilio che vi guida in questo viaggio. E allora, ore 21, agricoltura di sera, si parte questa sera ogni mercoledì. Grazie Lucio. Grazie a te, grazie a voi. Grazie Lucio. Noi vediamo invece adesso il servizio sulla mostra Scie di Gloria ospitata al padiglione E della Palafiere di Longarone, che si prepara una chiusura col botto. Sabato prossimo anche l'evento di presentazione ufficiale delle Paralimpiadi. Scie di Gloria della Longarone è stata una grandissima manifestazione di una mostra che ha segnato la storia del Novecento, ma ha anche indicato quale sarà il futuro
dello Sport System e dei prodotti che saranno ambasciatori del Made in Italy nel mondo. E con questo prezioso bagaglio culturale Scia di Gloria si avvia a chiudere, non prima però di offrire un finale con il botto. Sabato prossimo al Palafiere di Longarone, per l'ultimo giorno di apertura della mostra, è stata organizzata la presentazione delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 che avranno luogo dal 6 al 15 marzo. È un'occasione importante, presentiamo le Paralimpiadi, quindi le discipline, le varie gare, anche le medaglie, quindi sarà un'informazione appunto importante. Anche gli atleti saranno appunto presentati, abbiamo una buona rappresentanza anche bellunese e poi abbiamo anche la possibilità di spiegare quali sono stati gli investimenti dal punto di vista delle infrastrutture. Numerose le adesioni: Luca Palla per lo sci alpino paralimpico, Flavio Menardi parabob, Paolo Tonon, Davide Giozzet e Oscar De Pellegrin, oggi sindaco di Belluno, ma più volte campione paralimpico nelle specialità della carabina e del tiro con l'arco. Sarà un'occasione d'oro per tracciare anche un bilancio dell'Olimpiade invernale appena andata in archivio, che lascia dietro di sé un'esperienza straordinaria anche in termini di promozione del territorio. Anello di congiunzione è stato il percorso espositivo internazionale che celebra la storia, l'evoluzione e l'innovazione degli sport invernali, con un focus particolare sulle Dolomiti, assieme allo spettacolo che in 11 tappe ha toccato i teatri veneti da Cortina a Verona. La mostra è richiestissima, dall'Università di Padova alla Fondazione Museo dello Scarpone di Montebelluna, ma il sogno è far vivere Scie di Gloria nel tempo. Io ritengo che una volta smontata adesso dovremmo pensare bene dove andrà a finire. Secondo me il suo luogo ideale, il luogo magico dove dovrà finire è Cortina. Cambiamo argomento, continuano le riprese in questi giorni del film su Giulia Cecchettin nel Padovano, ieri a Sant'Andrea di Campodarsego. Sono arrivati prestino verso le 8, 7 e mezza, 8 e la gente ha cominciato, i curiosi hanno cominciato a venire verso le 8 e mezzo, già i primi. Curiosi a passeggio, in bici, l'area a ridosso del percorso naturale Tergola, pellegrinaggio di curiosi. Una giornata, quella delle riprese di Se domani non torno, film tratto dal libro scritto da Papagino dedicato a Giulia Cecchettin, che Sant'Andrea, frazione di Campodarsego, non dimenticherà. È un orgoglio però per Sant'Andrea. Per Sant'Andrea è sempre un orgoglio quando c'è visibilità, per cui credo che anche in questo frangente insomma sia stata positiva la cosa. Non è che si capisca bene cosa stanno facendo, è bello il punto lì, dopo vedremo a cosa si riferisce. Ecco, è un punto che noi di Sant'Andrea amiamo molto perché andiamo a camminare tutte le mattine. Un'esperienza diversa che non si è mai visto, e anche il paesino è quello che è, quindi essere entrati in questo interesse italiano porta un po' di orgoglio qua al paesino, insomma, anche perché hanno approfittato della situazione, il sindaco ha sistemato un po' le stradine. Sono venuto qua a vedere un attimo cosa stanno facendo. Ho visto che stanno facendo molte cose qui e nulla. Adesso vado a vedere un attimo cosa c'è di bello. È un orgoglio per Sant'Andrea, per questo paese? Sì, tanto orgoglioso che comunque stanno facendo un bel film, soprattutto su una cosa molto importante. E in effetti il set è allestito in un punto caratteristico della frazione, dove si intrecciano due corsi d'acqua, il fiume Tergola e il Tergolino, e dove sorge un antico mulino. C'è il fiume, c'è il mulino, c'è la convergenza dei due fiumi, ci sono i percorsi pedonali dove puoi camminare. Uno degli angoli, diciamo, più carini di Sant'Andrea. Questo è un mulino datato, mulino del 1920, però la struttura è del 1580. Praticamente qui c'era la portacarraia che andava verso la villa della baronessa, il castello, diciamo, dall'Esmanina. Citato anche da Dante nell'Inferno, questo piccolo angolo della provincia, gli abitanti di Sant'Andrea hanno assistito curiosi e con il rispetto dovuto alla storia, al lavoro della produzione, che si sposterà in questi giorni nel Padovano per essere poi in città venerdì. E poi un altro film che si gira in questi giorni, ma tra Bassano e Marostica, incentrato sulla Sacra Sindone. Il regista è Antonello Belluco.
C14, come la sigla chimica del carbonio usato per la datazione di oggetti antichi. È il titolo provvisorio del thriller distopico di cui sono iniziate le riprese in questi giorni tra il Bassanese e una masseria in Puglia. La regia è di Antonello Bellucco, coadiuvato per la sceneggiatura da Giuseppe De Concini. L'idea nasce dal ritrovamento di un medaglione d'oro raffigurante il volto di Cristo, identico al volto dell'uomo della Sacra Sindone di Torino, che sarà nuovamente esposta fra 7 anni. Pensai, dico, perché non fare un film proprio usando un thriller nel 2033, a 2000 anni dalla morte di Cristo, usando un thriller, non dico alla Codice da Vinci, però con delle veridicità scientifiche. Nel cast, formato tra gli altri anche da Francesco Arca, Giancarlo Giannini e Melissa Satta, i due protagonisti saranno Ludovica Martino e Raul Bova. Interpreto un'archeologa, una ricercatrice che rinviene un reperto particolare, spinta dalla curiosità, innesca nel film una serie di meccanismi che poi non saranno proprio positivi per tutti, e quindi si ritroverà in una situazione più grande di lei anche. Il mio personaggio appunto riceve un testimone da parte di un altro professore che comunque gli dà un'apertura su tante verità, e quindi è come se avesse il compito di andare avanti in questa ricerca. Le riprese dureranno 4 settimane. Il film dovrebbe essere presentato a Venezia a fine estate. A Treviso invece torna visite guidate nei libri, 6 incontri per rileggere i grandi classici accompagnati da voci autorevoli del panorama culturale italiano. Dopo il grande riscontro dell'anno scorso, torna da febbraio a maggio la rassegna Visite guidate nei libri, ideata dall'associazione Veloce Vascello. 6 appuntamenti gratuiti all'Auditorium Santa Caterina ogni venerdì per entrare nella stanza segreta dei grandi libri, non presentazioni di novità editoriali ma relatori che raccontano un'opera che amano. Tra gli ospiti Edoardo Camurri, Antonio Pascale, Gioia Salvatori, Marco Malvaldi, Luca Mastrantonio e Vito Mancuso. Il progetto culturale è sostenuto dal Comune. I primi 3 appuntamenti sono già sold out, quindi veramente siamo molto soddisfatti di aver avuto l'intuito l'anno scorso di sostenere questo progetto, perché era un progetto nuovo, è la prima volta che veniva presentato al Comune, quindi abbiamo avuto una visione capendo che era sicuramente un qualcosa di nuovo nella lettura dei libri, e quest'anno ne abbiamo avuto la conferma. Un'iniziativa nata dal basso e cresciuta grazie al coinvolgimento dei lettori. Tutti i nostri relatori, i nostri maestri di lettura racconteranno un libro che hanno proposto loro, non un libro quindi che hanno scritto, ma che è importante per loro, e lo faranno sicuramente in un modo molto affascinante. Tutto esaurito per i primi 3 appuntamenti, ma per gli altri incontri c'è ancora speranza di partecipare. Purtroppo i primi 3 eventi sono già sold out, e per i secondi 3 riapriamo le iscrizioni il 25 marzo dal nostro sito visiteguidatenei-libri.it. Un mondo diverso di vivere la letteratura, rallentare, approfondire, vedere l'invisibile dentro un libro. Inaugurato l'anno accademico della Facoltà Teologica del Triveneto, il preside Don Maurizio Girolami, fresco di ritorno da Gerusalemme, racconta la drammatica situazione che lì si sta vivendo. Non sappiamo quello che succederà, per fortuna le persone hanno sempre delle risorse nuove, però certamente in questo momento non ci sono elementi che possano far prevedere una situazione che potrà migliorare nel breve tempo. La situazione è grave. E credo sia giusto che il mondo continui a far sentire il grido di quanti non hanno voce perché non possono farlo. La presenza dei cristiani lì continua ad avere lo stile della chiarezza, del dialogo, ma anche della mitezza, senza assumere mai i toni della violenza, ma cercando di trovare una concordia tra le parti. È tornato da pochi giorni da Gerusalemme, dove insegna lo studio biblico francescano Don Maurizio Girolami. La Chiesa nella terra martoriata attraverso il cardinale Pierbattista Pizzaballa continua a essere voce di chi non ha voce, a tenere accesa la luce della speranza. Una difficile situazione che irrompe nel giorno dell'inaugurazione dell'anno accademico della Facoltà Teologica del Triveneto, con il gran cancelliere della facoltà, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che ricorda come lo sguardo sia da qui aperto al mondo. Speriamo che lo sia sempre di più, mantenendo un'identità
e nello stesso tempo aprendosi anche a un ascolto che poi però vuole anche, dopo aver ascoltato, fare una proposta, che è la cosa più difficile oggi, proporre qualcosa per costruire. Quindi al momento dell'ascolto segue il momento poi anche della sapienza, quindi del discernimento, e quindi il momento poi anche della profezia. E noi sappiamo che i profeti nella Bibbia sono finiti sempre male. 1637 in totale gli studenti iscritti, 3 corsi in partenza e un nuovo corso di alta formazione che si intitola Governare il futuro, business sostenibile e visione etica per un mondo in transizione. E la sapienza come cammino, teologia e vita nel mondo contemporaneo è il tema approfondito nella prolusione da suora Alessandra Smerilli. Il lavoro è quello di cercare di connettere, di far vedere a chi vede un problema che la realtà è leggermente più vasta rispetto all'angolo di visuale che io ho, ma che solo componendo tutti questi pezzettini insieme possiamo dare delle risposte sensate che non lasciano indietro nessuno. Allora siamo in chiusura, non ci sono aggiornamenti di cronaca particolari da raccontarvi. Vi ricordo che dopo il meteo, dopo di noi c'è il meteo, poi l'appuntamento subito dopo con Casa Pappagallo, la ricetta del giorno, alle 16:11 il film di Alberto Negrin, Mi ricordo Anna Frank, e poi questa sera abbiamo avuto ospite poco fa Lucio Zanato, ore 21 Agricoltura di sera, la prima puntata del nuovo talk show dedicato al mondo dell'agricoltura con un appuntamento fisso ogni mercoledì alle 21, quindi non mancate. Grazie per averci seguito, arrivederci.